Siamo con Antonio della FIPAV Campania. Antonio, un atleta che arriva alle Chienderiadi, quante ore si allena a settimana? Tu quante ore ti alleni? Circa 12 più le partite. Tu che campionati svolgi durante l'anno? Faccio Under 16, Under 18 e la Serie D giovanile. Oggi purtroppo per voi non è andata benissimo, avete avuto una buona prestazione con la Sicilia e oggi diciamo non è stata così brillante. Che cosa non è andato? Non è andato il primo set perché abbiamo sbagliato la formazione, poi nel secondo set c'è stato un blackout a 19 da parte di tutta la squadra e questo è andato male. Ho capito. E oltre in questi giorni ad Abano Terme, oltre alle gare, siete riusciti a visitare un po' la città, a fare qualche bagno in piscina? Sì, certo. Vi è piaciuta per il momento questa città veneta? Sì, molto bella. Abbiamo fatto un giro per il corso, abbiamo visto numerosi hotel, pure una bella fontana, il corso. Siamo stati tutti insieme, abbiamo fatto un giro, siamo fatti il bagno in piscina. Molto bene, in bocca al lupo per le prossime giornate. Crepi.